Ed è buon anno, Auguri, grazie al maestro Antonio Gennaro, ben trovato Vincenzo Canzone, buon auguri anno. Patrizia, auguri anche a te, buon anno, sono contento di iniziare l'anno così insieme con te e soprattutto con il mondo di Io Compro Siciliano. Tra l'altro abbiamo iniziato, Katiuska, con delle note di un maestro, e quindi quale miglior modo per cominciare? Quale miglior modo per cominciare l'anno? Questo è il modo migliore. La musica è poi quella che accarezza l'anima e devo dire quest'anno sarà un anno veramente specialissimo per tutti noi. Abbiamo voluto iniziare con questo gran galà opera live. Io compro siciliano con Italian Opera Taormina. Beh, stiamo parlando di un imperdibile viaggio, quello di quest'oggi, Vincenzo, che il Sì. popolo di Io Compro Siciliano farà, ed è un viaggio poi senza tempo. Nell'opera italiana attraverseremo, attraverso questa intervista opera, Una cosa tutte esclusiva, le grandi... una cosa senza precedenti, Katiuska, se non sbaglio. Assolutamente sì, abbiamo voluto dedicare questa puntata naturalmente a tutti gli amici, a tutto il popolo che ci segue. Questo è un modo per testimoniare quella che poi è la condivisione sin dal primo giorno. Senti Vincenzo, auguri, buon anno, siamo felici, ci aspetta un anno colmo di appuntamenti e questo è il primo. Sì, insomma, devo dire che noi non ci fermiamo, questo è la ciliegina per cominciare, però poi sappiamo che ci saranno tante novità a partire dai prossimi giorni per chi segue non solo il marketplace, quindi chi ormai sia ovviamente chi crede nel progetto e quindi chi acquista, ma tutta la parte dei format a cui noi siamo specializzati, tu, la donna di mezzogiorno, tra l'altro credo che ci saranno delle novità che ci farai vedere. Non voglio spoilerare nulla, però anche il live di mezzogiorno c'è qualcosa di Allora, nuovo. ci sono tante belle novità e poi mi piace anche dire, Vincenzo, che abbiamo sempre la famiglia di Io Compro Siciliano che viene allargata con grandi figure, con grandi professionisti. Devo dire che da giorno 4 di gennaio ripartiremo con il nostro pomeriggio special con una grande professionista perché entrerà nel mondo di Io Compro Siciliano, quindi sarà la donna delle 18, Cristina Ruffino. Saremo felici di accoglierla a braccia aperte, sarà anche questo un appuntamento importante. Poi c'è il tuo appuntamento seguitissimo, che è quello del giovedì Sicilian Air, e ci hai fatto veramente viaggiare nel mondo, nella musica, e
Seguitissimo il tuo appuntamento, Vincenzo. Sì, grazie. Devo dire la musica traina. Devo dire non è un caso che questa mattina, in questo siamo in diretta e salutiamo chi ci sta seguendo, in giornata di Capodanno abbiamo voluto cominciare con la musica, ma tra l'altro con la lirica, che è un comparto che come tutti gli altri sta soffrendo, e partire proprio da qualcosa nato in Sicilia come questo progetto di Italian Opera Taormina. Katiuska, tu sai benissimo che l'obiettivo del progetto è quello di avvicinare non solo chi arriva da ogni parte del mondo, ma tutti quanti al mondo della lirica, che spesso, insomma, viene guardato con un po' di troppo riguardo, invece deve essere per tutti, e noi stamattina lo vogliamo evidenziare. Lo vogliamo evidenziare, così come stavi dicendo tu. Pensate, cari amici, che Italian Opera Taormina tra il 2014 e il 2019 ha effettuato oltre 600 concerti con 60.000 spettatori siciliani, italiani, provenienti da ogni parte del mondo, e soprattutto devo dire, sottolineare, Vincenzo, che gli artisti che oggi abbiamo protagonisti vantano delle carriere molto ricche, ma tutti loro fanno parte di quella che è la famiglia di Italian Opera Taormina. Italian Opera Taormina, così come diceva Vincenzo, arriva a tutti, è un messaggio importante, arriva persino ai bambini con tante iniziative legate ai piccoli, ma anche arriva all'interno degli ospedali con quella che è la musica Donors. Ed ancora il Taormina International Music Festival, che accoglie artisti provenienti da ogni parte del mondo. Noi siamo pronti per iniziare, Vincenzo. Prima ancora di aprire questa giornata, questo Gran Galà Opera Live, permettetemi di ricordare a tutti Sicilia a mezzanotte, questo contest. Avete tempo sino oggi a mezzanotte di postare all'interno del gruppo la vostra fotografia del Capodanno, e la fotografia, anzi, prime 3 fotografie che avranno più like, e i like potranno essere messi fino al giorno 3 di gennaio, le 3 foto che avranno ricevuto più consenso vinceranno dei magnifici gadget, quindi fatelo se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, mettete queste foto, perché è una buona occasione intanto per acciuffarvi i gadget di Io Compro Siciliano, che vanno a ruba. Sono dei gadget studiati e sono, a proposito, gli auguri ai nostri fondatori e a tutto il cast. C'è chi fa la regia, c'è chi sta supervisionando. Katiuska, noi non ci fermiamo mai, anche il primo dell'anno. Siamo pronti. Vincenzo Canzone, onorata oggi di essere qui con te. C'è con noi anche il nostro Gogol. Do a te la parola per iniziare questo importante appuntamento di inizio anno. Allora, iniziamo subito. Intanto mi fa piacere vedere il premio che in questo mese di dicembre è stato vinto da Io Compro Siciliano, da questa idea geniale, e quindi mi riempie di gioia vederlo accanto a te in questa giornata, e speriamo che porti bene per il proseguo. Allora, cominciamo a introdurre la prima ospite di questa mattinata. Beh, sicuramente è un ospite illustre perché è una di quelle persone che porta in giro per il mondo l'arte siciliana, e in questo caso parliamo, e la voglio introdurre subito, è la direttrice artistica appunto della rassegna Italian Opera Taormina, quindi insomma gli onori di casa li facciamo insieme a lei. Volevo presentarvi Silvia Di Falco. Buongiorno e soprattutto buongiorno. Tanti auguri. Auguri, buon anno Katiuska, buon anno Vincenzo. Auguri a tutti, auguri a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, di Italian Opera Taormina e di tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento. Io ovviamente siete tutti dei grandi professionisti, non so come approcciare, se chiamarvi maestri tutti quanti. Direttrice, mi dica lei come cominciare, perché non vorrei prendere subito una sbandata, quindi mi dica lei come la posso chiamare, perché sennò l'intervista come la comincio? Bando alle formalità, possiamo darci del tu tranquillamente. Allora,
E allora, cara Silvia, questo è un progetto molto importante. Prima Katiuska diceva che abbraccia tante cose, insomma, arriva fino ai bambini, e ci siamo dimenticati, e lo voglio aggiungere anche dal punto di vista discografico, insomma, non vi siete fatti mancare questo approccio importante. Silvia, tu sei abituata nel corso della tua carriera a vivere di applausi, hai preso applausi in pratica in ogni parte del mondo. Quanto ti mancano questi applausi? Beh, sicuramente in questo momento storico tanto, perché possiamo tanto fare online, ma il calore, le vibrazioni, il palcoscenico è insostituibile. Quindi io come un po' tutti gli artisti della prosa, dello spettacolo, della musica, ci auguriamo spesso di ritornare sul palcoscenico, perché le emozioni, le vibrazioni che ti dà il pubblico, quell'intesa di sguardi, di energie, a un artista mancano veramente tanto, sia insomma il nostro pubblico siciliano, che è calorosissimo, ma anche nel mondo. Io ho avuto esperienze, ho girato veramente tanto, ho fatto diversi concerti in tutto il mondo, e trovare questo grande apprezzamento per la nostra musica, per la lirica italiana, questo grande entusiasmo è veramente... Ti travolge, ti riempie. Un artista ha bisogno di questo. Silvia, volevo chiederti, tu hai detto lirica italiana, io aggiungerei, visto che la platea di ospiti di oggi, insomma, vede il Made in Sicily, insomma, abbastanza forte, devo dire che tu hai avuto modo di dirigere, dal punto di vista artistico, i talenti della lirica siciliana. Significa che abbiamo una fucina di talenti dell'ambito della lirica, mi puoi confermare? Sì, confermo, noi abbiamo dei grandissimi artisti qui in Sicilia, e noi siamo veramente felici con Italiano Opera Taormina di poter dare spazio a queste voci meravigliose che veramente ci apprezzano in tutto il mondo, ci invidiano. Sono molto orgogliosa degli artisti, dello staff, della squadra, mi piace chiamarla squadra di Italiano Opera Taormina, perché veramente abbiamo dei grandi talenti che ci invidiano dappertutto, in tutto il mondo. Oggi avremo una piccola rappresentanza, ma poi gli artisti sono tanti, gli artisti che collaborano con noi. Silvia, tu hai nella tua carriera, anche se insomma sei ancora molto giovane, però già hai ricoperto dei ruoli molto importanti. Per citarne qualcuno, nell'Elisir d'Amore, Adina, appunto, e poi molti altri. C'è un ruolo che hai interpretato che ti è rimasto dentro maggiormente? C'è un'opera che magari ti senti maggiormente tua? Sicuramente. Allora, ho avuto nella prima fase, diciamo, della mia carriera, i personaggi che più interpretavo erano dei personaggi buffi, quindi sicuramente Adina o le serve, la serva padrona, la serva dello frate innamorato, erano dei personaggi dove più mi divertivo a fare, insomma, un repertorio buffo. Poi, maturando con la maturazione della voce, sicuramente il mio repertorio è mutato, è cambiato, e mi sono avvicinato molto al repertorio pucciniano. Quindi ho interpretato Mimì, che è stato anche un ruolo che mi ha tanto colpito. Sicuramente uno dei ruoli che mi piacerebbe interpretare in futuro è Madama Butterfly, che è veramente un personaggio forte, dove la musica di Puccini, già la musica ti travolge, ti coinvolge, non puoi rimanere, insomma, indifferente alle emozioni che ti dà. Più tutta la storia, più il personaggio così, insomma, tormentato e spinto da questo forte amore, è sicuramente un ruolo che mi piacerebbe tanto interpretare in futuro. Silvia, allora, questa mattina, essendo una trasmissione che propone, come diceva Katiuska prima, sia il momento dell'intervista, ma poi momenti anche di contributi, e sta per arrivare il momento anche del piccolo, ma piccolo live. È una cosa ovviamente che abbiamo, non mi sarei mai permesso alle 11:30 del mattino. Ecco, e ai cantanti non si chiedono. No, perché Katiuska mi ha mandato in avanscoperta. Questo è un momento che caratterizzerà l'intera puntata con i nostri artisti. Adesso toccherà al live di Silvia. È vero, Katiuska?
Sì, è proprio vero. E tra l'altro devo dire questa mattina durante la prova che abbiamo fatto prima di aprire il live, tutti riscaldavano le loro voci, quindi vi chiediamo scusa per questo intervento mattutino, però saremo ben felici ancora di più di entrare all'interno delle vostre vibrazioni. Quindi siamo pronti, Vincenzo. E allora siamo pronti. Prima di sentire appunto live Silvia. Silvia, c'è un messaggio di auguri da parte tua a tutti quelli che ci stanno seguendo, perché gli auguri si devono fare in questa giornata. Mi piacerebbe accennarvi un pezzettino di Butterfly e poi magari sì, mandiamo il contributo live. Confin delle mare e poi la nave appare. Beh, in questo caso mi alzerei in piedi e partirebbe anche una standing ovation, perché se sento già le platee, sento la galleria che dice bravissima. Grazie. Katiuska è stata piccolo ma... Senti, tra l'altro Vincenzo, sai cosa ti dico? Che io proprio lo scorso anno nel concerto finale a Taormina, di Italian Opera Taormina, io ero presente e questa cosa mi mette veramente grandi emozioni, mi restituisce grandi emozioni. Quindi ragazzi, torniamo prestissimo sui nostri palcoscenici, abbiamo veramente tanto da fare. Torneremo, noi speriamo di tornare veramente più forti di prima e se tutto andrà bene, speriamo insomma di riprenderci prima possibile. Ad aprile noi siamo già pronti a ricominciare, vi aspettiamo già ad aprile a Taormina con i nostri spettacoli. Noi saremo felici di applaudirvi. Ma io spero veramente, insieme a te cara Katiuska, la lanciamo così, di essere lì a vederli, applaudirli, magari, ma chissà, a commentarli. È un auspicio, mi butto, scusi Silvia Di Falco, vi accoglieremo nel mezzo a disposizione. A proposito, per tutti quelli che ci stanno seguendo, abbiamo fatto la chiacchierata, abbiamo sentito, ve lo siete persi, vi siete persi un piccolo live. Vabbè, adesso però arrivate a questo contributo che dalla regia può partire, dedicato proprio a Silvia Di Falco per farvi gli auguri e partire con questo galà. Prego regia. La storia mia è breve, a te
Bravissima Silvia. Senti Vincenzo, Silvia, volevo dirvi una cosa, stavo ascoltando e guardando queste immagini e stavo anche in contemporanea leggendo dei messaggi che sono arrivati. Lidia Prestana scriveva da brividi, poi c'è Lorenzo Papini, Silvietta, c'è Emanuela Motta, bravissima Silvia Di Falco, voce meravigliosa, tantissimi auguri, Lorenzo Papini sempre tanti complimenti, Clementina Lauria, buon anno al direttore artistico Italian Opera Taormina, insomma ci sono tanti messaggi per te Silvia. Grazie. Di complimenti, e come non potrebbe essere così. Vincenzo. Hai fatto bene a leggere i messaggi di tutti quelli che ci scrivono, perché se noi siamo arrivati, il gruppo è arrivato a concludere il 2020, iniziarlo nel modo migliore possibile, grazie a chi ci segue, chi durante le nostre dirette, il live di mezzogiorno, durante Sicily On Air e tutti gli altri appuntamenti insomma che ci sono, scrivono e ci fanno sentire il loro calore. Per continuare, Katiuska, se non sbaglio, la compagnia aumenta, perché insieme a Silvia, se non sbaglio, possiamo anche fare entrare chiamiamo tutti gli altri protagonisti di questo gran galà. Signori e signori, facciamo entrare Sabrina Messina, Graziano D'Urso, Federico Parisi, meravigliosi artisti anche loro all'interno di questa, come dice la direttrice, questa famiglia di Italian Opera Taormina. Benvenuti e bentrovati. Grazie. Buongiorno, grazie. Benvenuti ragazzi, auguri. Beh, a questo punto io, Vincenzo, proseguirei così alterniamo le signore ai signori che oggi sono protagonisti in questa puntata specialissima di inizio anno, e io continuerei con uno dei due signori, ed esattamente con Graziano. Graziano D'Urso, proprio la sera in cui sono venuta lo scorso anno nel vostro meraviglioso teatro a Taormina ad assistere a questa serata, era anche quella una serata di gala, tra i protagonisti c'era proprio Graziano. E devo dire, Vincenzo, sai, proprio in quella serata ho immortalato questo momento anche con una bella fotografia, Graziano, che abbiamo insieme. Graziano è un personaggio veramente molto particolare, perché la sua, e adesso entriamo poi nel racconto della sua vita professionale, innanzitutto la sua simpatia, il suo carisma, la sua energia è prorompente. Musicista, cantante lirico, baritono, operista e concertista, insegnante di musica, polistrumentista, autore tra l'altro di saggistica di vario genere, manualistica musicale, insomma c'è veramente tanto all'interno del suo percorso professionale. E poi ci sono tante opere, Aida, Traviata, Tosca, Carmen. Beh, Vincenzo poc'anzi chiedeva a Silvia, c'è sicuramente in ognuno di voi quel ruolo che più si addice alle vostre corde, al vostro modo magari di vedere, di interpretare quel brano. Ma Graziano, e tu invece a quale sei legato? Ci sono diversi ruoli, diverse opere alle quali sono legato. Mi piacerebbe parlare dell'ultimo studio che ho fatto, che diciamo è un po' il simbolo
di questo periodo di emergenza. Infatti nell'ultimo anno, già a partire da marzo, mi sono avvicinato al repertorio verista, diciamo lasciando un po' in pausa quello verdiano. Mi ha colpito molto il personaggio di Tonio dei Pagliacci, sia dal punto di vista vocale, perché è la naturale evoluzione di quello che è il baritono dell'Ottocento, che poi appunto giunge in questa espressione sfogata, questa espressione di forza della voce scura, della voce baritonale. E poi dal punto di vista poetico vedo nel personaggio di Tonio molta più verità, molta più naturalezza, come dice appunto il nome del genere musicale al quale si abbina. Tonio, per esempio, è il personaggio che io ho interpretato per l'esame di primo anno di laurea specialistica a Catania, ed è stato il prologo di Tonio dei Pagliacci, è stata la prima aria che ho cantato dall'inizio della pandemia in un concerto pubblico, in quella breve parentesi in cui era possibile fare concerti dal vivo con un pubblico. Le parole che mi colpiscono di questo personaggio sono, rivolgendosi al pubblico, Tonio dice in un momento di metateatro: siamo noi attori, noi cantanti, uomini di carne ed ossa, e sotto la nostra maschera ci stanno delle persone. Abbiamo i nostri sentimenti e al pari di voi, al pari di tutti gli altri, respiriamo l'aria, che è una metafora per dire anche noi abbiamo le stesse esigenze, noi artisti, noi lavoratori del teatro, della musica, abbiamo le stesse esigenze di qualsiasi altro lavoratore, e magari abbiamo visto in questo periodo il mondo dello spettacolo un po' messo da parte per le ragioni che conosciamo. E quindi questo, il personaggio di Tonio, è quello che è diventato il centro attualmente della mia attenzione, del mio studio interpretativo. E allora, se ti dicessi che ne approfittiamo, ci fermiamo proprio qui, sul prologo da Pagliacci, ascoltiamo Graziano D'Urso. Le nostre anime considerate, poi che siamo uomini di carne ed ossa, e che di questo orfano mondo al pari di voi spiriamo l'aere. Il concetto vi dissi, ora ascoltate come gli è svolto. Andiam, incominciate. Andiamo, incominciate. Senti, Graziano, tu hai viaggiato tantissimo, tanti concerti in giro per il mondo e anche tanti premi, ma devo dirti che tra i tanti premi c'è il premio internazionale Vincenzo Bellini nel 2018, c'è il premio per la musica Domenico D'Annunzio nel 2019, ma mi sono soffermata tra i tanti premi che hai ricevuto su uno. E sai perché? Perché noi di Io Compro Siciliano, sai, ci piace parlare delle eccellenze siciliane, voi lo siete, e hai ricevuto proprio un premio alla sicilianità nel 2019, Graziano. Esattamente, è stato il premio alla sicilianità Collina di Polifemo, che viene assegnato ogni anno
fatto eccezione per l'anno 2020 per ovvi motivi, quindi sono stato l'ultimo a essere premiato per il premio della Siciliana Collina di Polifemo, stessa cosa per il premio Danzuso per la musica. La sicilianità che viene dato, viene riconosciuto a coloro i quali nell'ambito dello spettacolo, della musica, dell'arte si sono distinti per vari meriti artistici, e posso dire che è stato anche il primo premio che mi è stato riconosciuto all'interno del mio comune di nascita, di residenza, dal comune di Aci Castello, e per questo sono legato anche a questo premio, perché spesso si dice nemo profetem patria, e quindi aspettavo, no, che magari i miei vicini di casa, no, si accorgessero della presenza, no, di un baritono in casa, no, all'interno della città, e questo è avvenuto nel 2019 quando mi è stato riconosciuto il premio alla sicilianità. E mi è piaciuto volerlo condividere adesso insieme al popolo di Io Compro Siciliano. Graziano, abbiamo anche per te un bellissimo contributo video da condividere insieme agli ospiti e a tutti i visitatori di questo gran galà di oggi. Se vuol ballar signor Contino, tratto da Le nozze di Figaro. Contributo video. Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. Ma l'ombro è vero, voi ministro, io corrievo e la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, Figaro il dice. Se vuol parlare, signor Contino, se vuol parlare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la carricona le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola, la carriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Saprò, ma piano. Vengo ogni arcano disimando come il saprò. L'arte schermento, l'arte adoprando, di concetto, di scherzando, tutte le macchine rovescerò. L'arte schermento, l'arte adoprando, di concetto, di scherzando, tutte le macchine rovescerò. Tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Bravo Graziano D'Urso. Vincenzo, bravo, non lo diciamo soltanto noi che siamo qui in viva voce, ma lo dicono anche gli amici che scrivono
Emanuele Scivilia, bravo Graziano D'Urso, e ancora Emanuela Motta scrive: auguri Graziano D'Urso, artista a 360 gradi, voce splendida. Vincenzo, è proprio così. E prima, Vincenzo, di passare alla nostra altra protagonista, sempre all'interno della famiglia di Italian Opera Taormina, Vincenzo, sai cosa mi piacerebbe? Domandare a Graziano l'ultima domanda, proprio così al volo. Senti Graziano, ma quante chitarre hai nella tua stanza? Perché l'ultima volta, non so, eri arrivato alla... Quante sono? Quante ne hai comprate? Allora, sì, allora, sì, mi sono fermato col numero delle chitarre. Io ho, aiutatemi, facciamoli insieme il conto perché il numero occhio. Allora, ho una chitarra classica, che è la prima che ho comprato nel 2002, è stata regalata dai miei genitori. Poi ho una chitarra acustica a 12 corde, e una chitarra elettrica, semiacustica, e un basso elettrico, e poi ho un ukulele concerto, un ukulele soprano, e una chitarra classica amplificata, e queste sono quelle che mi sono consentito di mantenere, perché almeno 3 o 4, le altre invece tutte di passaggio. Già le ho, sì, già le ho vendute. Vincenzo, hai capito un po' il personaggio? Cioè, questo per raccontarti anche una volta che ci ha fatto vedere la sua stanza stracolma di strumenti musicali, quindi insomma, sì, sono i protagonisti. Io rimango senza parole quando scopro che quando Katiuska Falbo va in giro per la Sicilia per lavoro, va all'interno delle camere degli artisti, cioè anche no. Ma sempre per motivi artistici. Per motivi artistici. Noi siamo grandi, anche talent scout. Lei si è fatta, cara Katiuska, le chitarre altrui. Dico, mi raccomando, non vado in giro. Ma la chitarra più importante, perché tu devi sapere, Vincenzo, la chitarra, come dire, per me nella mia vita più importante, perché Davide Moricci è anche un musicista, e devi sapere che io ho conosciuto Davide Moricci in scena esattamente 21 anni fa. Ci siamo conosciuti perché portavamo in scena uno spettacolo per il Teatro Biondo di Palermo. Lui suonava e io recitavo all'interno di questo spettacolo, quindi devi sapere che poi per me le chitarre effettivamente hanno un particolare, come dire... Ma Katiuska Falbo, abbiamo un aplombo da mantenere, però se lei me le tira così, io no, poi... ma è lei, Vincenzo Canzone, che mi porta a parlare no, così. Perché se lei mi torna indietro di 21 anni, è vero che siamo al Gangalà, però 21 anni fa poteva scegliere un teatro diverso. Ha visto come l'è finita poi? Nel migliore dei modi, perché oggi c'è... Io compro siciliano. Parliamo di eccellenze siciliane. Continuiamo. Allora, io adoro baritono, ma vedevo come appunto il maestro camminava sul palcoscenico, perché c'è questa recitazione, interpretazione e questa vocalità tipica baritonale che oggettivamente desta molta curiosità. Quindi, caro maestro Graziano D'Urso, mi piace parecchio il baritono all'interno delle opere, ma non mi toccate i mezzosoprani, perché già la vedo scalpitare. Buon anno a Sabrina Messina, il nostro mezzosoprano. Buongiorno. Buon anno a tutti voi. Senta, carissima mezzosoprano, lei è più di Bolzano o siciliana? Bella domanda. No, siciliana, perché la mia famiglia è siciliana. Io sono nata lì perché i miei genitori lavoravano al nord, e quindi però sono siciliana doc. Però mi sembra di aver capito, leggendo, e questo glielo volevo chiedere, il Trentino gli è rimasto un po' nel cuore. Dico, noi ovviamente siamo aperti perché come siciliani noi apriamo le braccia e accogliamo tutti che arrivano da ogni parte d'Italia. Per un po' di gelosia, sto mezzo soprano è più made in Sicily o made in Trentino?
In Trentino dicono che sono più di là, in Sicilia sono più di qua, no, sia la Sicilia che il Trentino nel cuore sono posti splendidi e sono fiera, insomma, di essere nata lì e comunque di essere siciliana, insomma, sono posti meravigliosi. Allora, la critica, e quando si menziona la critica, mo so guai. Nel suo caso, io le sto dando del lei, anche se prima la direttrice... No, mi autorizzi. Diamoci del tu, sì. Mi ha autorizzato? Perfetto. Io non voglio iniziare la mia avventura col comparto lirico, diciamo, con crociate. Invece io voglio essere da voi autorizzato, perché so che comunque siete tutti maestri, siete tutti preparati, io insomma sono piccolo. Ti volevo chiedere, Sabrina, la critica parla molto bene di te, nel senso, nonostante la tua giovane età, hai veramente fatto delle cose importanti. La famiglia, in questo caso l'essere figlia d'arte, ha contribuito a questo? Sì, tantissimo, perché io ho respirato arte, musica, pittura, scrittura, poesia sin dalla tenera età, quindi mia nonna già a 3 anni mi portava sempre al Teatro Massimo, mia mamma è una scrittrice, una pittrice, insomma i miei nonni suonavano, mio fratello è un pianista, quindi l'arte è nata insieme a me. Ci sono intanto voglio precisare che da un paio di anni Sabrina Messina collabora con l'Italiana Opera Taormina. Come è arrivato il connubio? Cioè attraverso chi e se anche in questi casi si fanno, come nel mondo della radio, della TV per esempio, i casting, i provini? Funziona così da voi? Sì, assolutamente. Ho fatto appunto dei provini e poi grazie al direttore artistico Silvia, che insomma ha visto in me un talento, sono entrata a far parte, direi, di questa grande famiglia. Più che dire associazione internazionale di concerti, direi una grandissima famiglia di cui sono onoratissima di far parte, veramente. Sabrina, in questo provino, insomma, hai per caso portato, che so, Bettina, Giustina, Flora? Sono alcuni dei ruoli che tu hai interpretato nella tua carriera, ovviamente di opere incredibili. Sì, no, io ho portato la Carmen di Bizet, che insomma è il pezzo che porto quasi sempre perché amo tantissimo quest'opera, l'ho fatta diverse volte. Lola. Anche. Sono i ruoli che maggiormente interpreto sono Flora in Traviata, Lola Cavaliere Rusticana, Carmen Bizet o Mercedes, che è l'altro personaggio di Carmen, le due zingare, insomma, sono i miei ruoli preferiti. Cenerentola anche di Rossini, insomma ne ho tantissimi. Il preferito in assoluto è Carmen di Bizet. Senti, Sabrina, posso farti una domanda da profano? Mi perdonino gli altri componenti, direttrice, lei casomai faccia finta di non sentire, nel senso che io mi approccio, anche se in famiglia c'ho anch'io figlio d'arte, nel senso che mio padre andava a vedere negli Stati Uniti, vivendo lì, molte opere in teatri importanti, sia a Filadelfia, anche a New York, insomma, comunque. E quindi ho dei 45 giri, che in questo caso non vi posso prendere, 33 giri di opere importanti, tipo Cavalleria Rusticana. Io le due figure principali che ho sempre saputo, cioè abbiamo il tenore, il soprano, il baritono. Oggi, insomma, scopro questa figura, anche se già la sapevo, per il mezzo soprano mi è un po' più sconosciuta come figura. Mi può dare una piccola lezioncina in un minuto del suo ruolo? Allora, il mezzosoprano, come il baritono, è la voce intermedia tra la voce acuta e la voce più grave, ed è un tipo di voce molto completo, perché ovviamente ha una vastissima gamma di suoni, quindi dalle note più alte alle note più basse, note centrali, quindi copre una vasta gamma di note, come invece a volte magari mi capita di cantare e ci sono delle persone che a fine concerto mi fanno i complimenti. Mi ricordo una battuta che è simpatica, dove mi hanno detto: ma insomma, per fare un soprano completo ci vogliono 2 mezzi? In realtà no, quindi purtroppo poi vagli a spiegare, insomma. Però a questo punto, grazie per la Lexio Magistralis di giorno 1 a cavallo di mezzogiorno. Sabrina, ne approfitto, come abbiamo fatto gli altri, per sentire, visto che abbiamo detto alcuni ruoli, il ruolo tecnico del mezzosoprano, anche per te questa mattina tocca un piccolo live.
Cosa ci fai sentire in questo? Ma un pezzettino piccolo piccolo di appunto di Habanera, Carmen di Bizet. Signori e signori, Sabrina Messina. L'amore t'en fait des bonheurs, il n'a jamais connu de loi. Si tu n'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, regarde toi. Beh, guarda, allora io stavo per mettermi comodo e sentirla tutta, cioè nel senso perché Katiuska, perdonami, ma come si fa a interrompere un'aria così, d'amblè? Maestri, non riesco, quindi la prossima volta ne facciamo una abbastanza larga di puntata, magari da un teatro davanti a spettatori, perché Katiuska è uno spettacolo quello che noi abbiamo. È vero. È vero. Ma infatti secondo me, Vincenzo, sai che cosa? Noi oggi stiamo aprendo l'anno in questo modo, con questo gran galà, ma vogliamo tornare a girare il mondo, vogliamo tornare sui nostri palcoscenici, vogliamo tornare in teatro e devo dire, Vincenzo, sai, io dico sempre le cose anche un po' a metà, perché, sai, le teniamo un po' anche lì semi nascoste, ma questo 2021, a Dio piacendo, abbiamo veramente tanti progetti. Io compro siciliano, Italian Opera Taormina e quindi che possa essere questo veramente soltanto l'inizio, Vincenzo. Non vedo l'ora in questo caso di farvi vedere insomma la nostra Sabrina Messina all'opera, appunto, con questo contributo che parte dalla regia. Vediamolo insieme.
Bravissima, bravissima, complimenti. Grazie. Sabrina, veramente momenti magici ci stai facendo passare, ci hai fatto passare in questo primo dell'anno 2021 in diretta con Io Compro Siciliano, questo galà, insomma, d'apertura, Katiuska, con altri ospiti, perché insomma dobbiamo mettere le ciliegine sulla torta. Sì, continuiamo. Diceva Vincenzo, stiamo parlando di un mezzo soprano e quindi ha ben presentato la nostra Sabrina Messina, ma Vincenzo, senti un attimo chi ti presento io adesso. Mica sai un tenore così, no, cioè uno di quelli, pensa che a soli 15 anni, nel 2011, al concorso Vincenzo Bellini riceve una menzione speciale come tenore più giovane d'Italia. Aspetta, non ho mica finito. E poi sai, devo dirti, in moltissimi programmi dalla Rai, per esempio l'abbiamo visto a Ti lascio una canzone condotto dalla Clerici. Aspetta, non ho mica finito. E ancora l'abbiamo visto nel 2014 a Tu sì che vales, a Canale 5, l'abbiamo visto ad Insieme, ospite tra l'altro per circa 4-5 anni, ospite fisso. Insomma, noi siamo felici ed onorati di avere quest'oggi con noi per Italian Opera Taormina Federico Parisi. Ciao a tutti, auguri e buon anno. Ciao, auguri, buon anno. Senti, giovanissimo, ma tantissime esperienze, tantissime opere, tantissimi viaggi, tantissimi palcoscenici. Raccontaci un attimino quelle che sono state le esperienze che ti sono rimaste forti dentro di te. Allora, innanzitutto una delle esperienze più belle è stata l'America nel 2019. Sono stato 3 mesi a girare tutta l'America del Nord, abbiamo fatto 56 concerti ed è stata un'esperienza indimenticabile perché tutti i giorni, ogni giorno la valigia in mano, un hotel diverso, un teatro diverso, era bellissimo girare in quella maniera, seppur stancante, però veramente bellissimo. È un'emozione veramente particolare perché ho festeggiato il mio compleanno sul palcoscenico e sentirsi cantare il tanti auguri da quasi 3.000 persone comunque fa un certo effetto. Però veramente una bellissima esperienza che porterò sempre nel cuore. Spero di ritornare Federico, a viaggiare. Assolutamente sì. Devo dire, fra le tue tantissime esperienze, hai anche una grande produzione, La Traviata, con allestimento tra l'altro di Franco Zeffirelli. Sì, è stata veramente una bellissima esperienza perché l'abbiamo fatta in Cina in una tournée di 3 mesi e abbiamo fatto 8 repliche di questa Traviata. Non c'era il maestro Zeffirelli per ovvi motivi, però c'era il suo assistente, ancora il maestro era in vita e dava le sue indicazioni. È stata una bella esperienza perché c'erano molti artisti del calibro internazionale ed è stato veramente costruttivo poter calcare il palcoscenico con professionisti a livello internazionale. Ma poi tu con Traviata non finisce qui perché nuovamente a soli 22 anni debutti sempre con Traviata con la regia di Alessandro Cecchi-Paone. Assolutamente sì, è stato un debutto molto giovane, abbiamo rispettato il libretto, no? È stato veramente particolare, cioè non so descriverlo quel momento del debutto perché forse un po' anche folle da un certo punto di vista, perché a 22 anni lanciarsi in quella maniera, non lo so, è un po' azzardato, però è andata bene e quindi oggi la raccontiamo come un momento felice. Tra incoscienza e coscienza. Senti Federico, e poi arriva, trascorrono gli anni e questo 2019 è stato un anno molto, molto, molto fortunato, direi. Assolutamente sì, perché mi ha visto protagonista anche al Teatro Antico di Taormina e ho giocato in casa perché io sono proprio quasi vicino, abito a Gaggi che è proprio attaccato, quindi per me è stata una bellissima emozione cantare al Teatro Antico di Taormina. Senti, poi c'è questa bellissima esperienza con Italian Opera Taormina, così come diceva Sabrina, ma anche come diceva Silvia all'inizio, che
lo ha detto anche Graziano, in effetti, questa grande famiglia, questa forza di portare avanti la musica come elemento di comunicazione che arriva a tutti, no Federico? Assolutamente. Poi comunque con il progetto di Italianopera Taormina, con la nostra famiglia, allargata, la nostra famiglia musicale, è veramente una bella vetrina, un bel palcoscenico dove comunque portarsi avanti, comunque fare delle esperienze nuove, conoscere sempre persone nuove, avere un rapporto con il pubblico in maniera molto diretta. È veramente una bella opportunità. Io faccio parte della famiglia di Italianopera Taormina da qualche anno, circa 4 anni, e devo dire che c'è un rapporto pazzesco, davvero, siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene, quindi è sempre bello. Infatti ogni volta quando siamo in Italia, ecco, parliamo di questi momenti, quando siamo in Italia è sempre bello andare su quel palco e trasmettere delle emozioni. Non diciamo la notizia, quella del 3 di gennaio, non la diciamo ancora adesso perché No. ce la conserviamo adesso fra qualche minuto, così lo diciamo anche a tutti gli amici in ascolto, e invece adesso ci piacerebbe ascoltarti. Noi eravamo un po' indecisi, sai, durante le prove il direttore artistico diceva ma vediamo un po', dopodiché sai com'è andata? È andata così, da donna immobile. Vado? Vai. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro viso, impianto e riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier. Federico Parisi, ma Vincenzo, hai visto un attimino qui che artisti abbiamo? Sogno di cantare come il maestro Parisi. Cioè no, io mi chiamo Federico, non so Federico, io esordisco con tutti così, poi magari insomma andremo anche a mangiarci una pizza insieme, però devo con dire piacere. Questa voce possente, cara Katiuska, ma come si fa? Sono bravissimo. Come si fa? Senti, Grazie. ma adesso facciamo vedere questo contributo video e poi vi diamo quella notizia che vi dicevo prima. Vediamo un po'. Contributo video. Le stelle e dovezzava la terra, stridea l'uscio dell'orto, un passo sfiorava l'arena. Fragrante mi cadea fra le braccia. Oh, dolci baci, mentr'io fremente le belle forme scioglie dai veli. Ma
Federico, mi sembra che forse manchi il finale. Sì. Ma se io così ci provassi in maniera pudorata? Così? Dai. Svani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato, e muoio disperato, e non ho amato mai tanto la vita, tanto la vita. Bravo. Federico Parisi, grandissimo, grandissimo. Quando si dice, cara Katiuska, che volano tutto, cioè si perde il controllo di tutto, devo dire, lì ci volevano operatori per riprendere, insomma, la grande performance, seppur a casa, però, devo dire, di Federico. Bravo. Grazie. Bravo. Bravissimo, bravissimo. E per chiudere e concludere con Federico, Vincenzo, adesso diamo una notizia, perché giorno 3 gennaio, Federico, esce il mio singolo, Uno sguardo. Novità discografica. Novità discografica. Novità. E chissà, guarda se secondo me Vincenzo Canzone sarà ospite in Sicily on Air. Io penso di Ci sì. piace. Io Con piacere. penso di sì, quindi sicuramente avremo modo di nel mese di gennaio di averlo ospite di sera, caro Federico, e tra l'altro non saremo, come dire, di gran galà, perché Sicily on Air è molto più urban, ecco, per mescolare la lirica insomma un pochettino più underground. Comunque, Katiuska, devo dire che sia una puntata straordinaria, ormai siamo quasi alle battute finali, se non sbaglio. Sì, assolutamente sì. A questo punto io farei entrare per questo gran finale. Io volevo dire una cosa, volevo condividere un'emozione, una grande emozione che ho provato ascoltando, io mi chiamo i miei ragazzi, insomma, l'orgoglio della grande professionalità di ognuno di loro. Io sono così orgogliosa, ero così felice nel sentirli, nell'ascoltare tutto quello che hanno fatto e che faranno soprattutto. Vi auguro veramente il meglio, ragazzi, perché meritate tanto. Sono fortunata ad avervi nella mia squadra, sia voi e sia chi insomma, per motivi logistici oggi non è, insomma, presente con noi, e ci sono tanti altri grandi artisti che fanno parte della famiglia, io compreso della famiglia di Italiana Opera Taormina. Vi auguro il meglio, ragazzi, nel 2021 voglio vedervi, voglio ascoltarvi e vi auguro veramente tanto. Grazie. Allora, Grazie. concordo con quello che ha detto Silvia Di Falco, e devo dire abbiamo avuto un inizio 2021 con la nostra tradizione, la nostra cultura e le nostre maestranze, che non è da tutti. Ovviamente non posso concludere perché Katiuska Falbo, che non vedo in questo momento in diretta, mi auguro appunto che rientri, anche perché io sarei disposto, per amore di Katiuska, arrivare anche alla cena di Capodanno, perché pensate continuiamo il repertorio, tanto il repertorio mezzosoprano, repertori ce ne sono da cantare, quindi sì, ecco. Fare i quartetti, insomma. Ecco, allora io sono tornata. Ho detto, Katiuska, ho detto che se non tornavi in onda rischiavamo la cena di Capodanno, ce li facevo cantare fin quando non tornava la donna di Io compro siciliano. Anche perché io ho pronto il mio bicchiere per... Ecco, chi dobbiamo far rientrare, Katy? Chi dobbiamo far rientrare?
Allora, facciamo così, chiamiamo adesso chiamiamo il maestro Antonio Gennaro. Tra l'altro volevo anche fare una nota sulla bravura del maestro, è anche lui nella grande famiglia di Italiana Opera Taormina, anche lui grandissime esperienze internazionali. Sì. Lui ha avuto tantissime esperienze, Tosca, Giampiero Ingrassia, Enrico Montesano, La Ruta, insomma veramente tanto, e ha portato il suo bagaglio artistico all'interno della famiglia di Italiana Opera Taormina, ma siamo arrivati proprio al finale, Vincenzo. Noi vorremmo chiudere con questi grandi protagonisti di oggi, quindi con il maestro Antonio Gennaro, con il direttore artistico Silvia Di Falco, il nostro Graziano D'Urso, abbiamo Sabrina Messina e Federico Parisi, grandi protagonisti di questo gran galà, e a questo punto io taccio perché c'è un momento che vogliamo condividere con tutto il popolo. Maestro. Libia, la tazza, il cantico, la notea bella e il riso. In questo paradiso ne scopro il nuovo dì. Ne scopre il dì. Sì. Auguri! Buon anno! Auguri Buon anno a voi, gentili amici. Sta per rientrare Vincenzo, il maestro. Noi abbiamo i nostri calici con le nostre bollicine, che ogni bollicina possa essere un realizzare. Auguri, buon anno. Auguri. Buon anno a tutti. Buon anno, naturalmente. Buon anno, continuate a seguirci. Buon anno, auguri a tutti, a presto. Ciao. Brindiamo. Buon 1, 2, 3. 2021. Auguri. Cina, auguri e buon anno. Grazie a tutti, grazie. Continuate a seguirci. Ciao.